Casa. Non è che esci di casa scortato dalla polizia e vai a cambiare la legge elettorale del tuo paese. Non si può. Quindi siamo al pregiudicatellum. Due pregiudicati, perché Renzi, teniamo presente, che è stato condannato per danno erariale e quell'altro è stato condannato in primo grado e testa d'asfalto è stato condannato in via definitiva per frode fiscale. Tolgono il voto di preferenza con cui noi ci siamo sempre battuti dal 2005, il primo V-Day voto di preferenza nelle 350.000 firme e troveranno sicuramente un modo di toglierci. Siamo noi l'imprevisto, siamo noi il movimento che è uscito dal nulla e ha preso il 25%. Sono sempre stupiti e li stupiremo ancora alle europee. Se gli italiani decidono che non vogliono queste persone, si tengono queste qua. Ma allora io prenderò delle decisioni diverse. La legge c'è una legge che ha detto l'accordo, quindi il porcellum senza il premio di maggioranza è la legge. Andiamo alle elezioni con questa legge qui, chi viene votato avrà tutto il diritto di cambiare la legge elettorale, di proporre, di fare tutte le leggi del mondo, perché sarà un governo e un Parlamento legittimato da un voto dei cittadini.